I benefici del latte italiano di qualità, e questo è un po' il titolo, il tema, il filo conduttore del convegno promosso da ARAV, dall'Associazione Regionale Allevatori a Bressanvido, nel contesto del Festival dell'Agricoltura. Ai microfoni di Verde Nord-Est Floriano De Franceschi, presidente di ARAV. Allora, una scelta di un tema un po' meno tecnico ma più pensato per il consumatore? Sì, quest'anno il tema all'interno del festival era la salute e noi in parte minore presenteremo qualche innovazione per quanto riguarda l'analisi del latte che va a favore del benessere degli animali e dei nostri allevamenti, insomma, per migliorare comunque la qualità che stiamo sempre facendo. Però d'altra parte era uno degli obiettivi che ci eravamo posti negli ultimi 2 o 3 anni come comitato dell'associazione, cioè avvicinarci di più, parlare più da vicino al consumatore, spiegando la qualità del latte, proprio perché in questi ultimi periodi, insomma, come tutti sappiamo, ci sono altri che stanno un po' demonizzando questo prodotto, un prodotto che da anni, da 7000 anni ormai a sta parte, da quando è stato scoperto, i nostri nonni, i nostri padri lo hanno sempre mangiato. È giusto che la scienza, sia la scienza a dirlo, non siamo noi, magari qualcuno ci osserva come di parte, ma oggi sarà la scienza che andrà a spiegare tutti i benefici che ha il latte. Ringraziamo Floriano De Franceschi, il presidente di ARAV, e diamo il benvenuto a Giuseppe Panna, assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Allora, assessora, che cosa rappresenta questo settore, il settore lattiero-caseario, per il Veneto? Dopo tanti anni di crisi il settore si è stabilizzato. Abbiamo perso tante stalle nell'ultimo decennio, siamo sotto le 3000 stalle che si sono strutturate, che si sono modernizzate, si sono innovate e ingrandite, e quindi, pur avendo perso molte stalle, abbiamo comunque un valore della produzione ancora elevato e costante, con più di 11 milioni di quintali di latte in Veneto ogni anno. Siamo il secondo o terzo produttore a livello nazionale, con 385 milioni di produzione in valore. E quindi grazie comunque a una politica di sostegno, grazie anche comunque a una minor produzione internazionale del latte e dei suoi derivati, quest'anno stiamo respirando anche dei prezzi per i nostri produttori migliori, e quindi anche il prezzo del latte è aumentato, dando comunque sostegno alle aziende e dando anche un futuro alla nostra zootecnia del latte. Oggi siamo qui a Bressanvido per dire comunque ai consumatori che gli sforzi fatti a livello europeo e gli sforzi fatti a livello regionale stanno dando dei risultati, stanno mantenendo in vita le nostre produzioni agricole nel campo della zootecnia, ma diciamo con forza ai consumatori: consumate il latte, perché ha un valore nutrizionale importante, lo stiamo dimostrando con degli studi anche in questa cosa. C'è una riscoperta anche dei derivati del latte come il burro, che dopo gli anni in cui ci propinavano l'olio di palma da tutte le parti come la panacea di tutti i mali, invece il burro è stato dimostrato che fa meglio, che è un prodotto sì grasso, è un acido grasso saturo, però è un prodotto che fa meglio, che dà dei valori nutrizionali importanti, che è un prodotto controllato e certificato, soprattutto quello prodotto dalle nostre aziende, e comunque i consumatori lo stanno riscoprendo, e anche la cucina. Quindi il consumo di burro è aumentato, addirittura il prezzo è raddoppiato, e quindi in tutto questo sistema, insieme chiaramente a tutti i formaggi, i prodotti derivati dalle nostre DOP del Veneto, che stanno dando grandi risultati, anche il prezzo è aumentato, e quindi sicuramente in questi mesi possiamo dire che le concludiamo quest'anno in maniera positiva. Grazie a Giuseppe Panna, assessore all'agricoltura della Regione Veneto. Tra i relatori qui al convegno di ARAV c'è anche Ivo Bianchi, il professore Ivo Bianchi dell'Università Guglielmo Marconi di Roma, al quale chiediamo di sfatare alcune delle forse sbagliate convinzioni che soprattutto negli ultimi tempi si sono diffuse sul latte. Certo, ecco, io allora ho studiato molto a fondo il problema del latte, sono andato anche a cercare da dove vengono alcune cose correnti, non so, il latte crea muco e aumenta il catarro dei bambini, per esempio. Questo l'ha detto un medico nel 1906, e da lì tutti hanno copiato questa affermazione di questo medico. Sono state fatte moltissime ricerche molto ampie per vedere se effettivamente il latte crea muco, e si è visto che questo non è assolutamente vero.
Quindi in realtà c'è una grande disinformazione. Il latte è un alimento estremamente completo, è un alimento molto importante per il bambino che cresce, per le sue ossa, per i suoi muscoli e così via, ed è importante anche per il vecchio che decresce. Quindi da una parte crea muscolo e ossa, dall'altra parte impedisce la distruzione del muscolo e dell'ossa che c'è nel vecchio. Naturalmente il concetto è sempre, come in tutte le cose, il latte dipende in grande parte da ciò che mangia la mucca, quindi dipende dalla qualità di questo latte. Non possiamo parlare di latte in maniera generica. Una mucca che mangia degli alimenti sbagliati ovviamente produce un latte sbagliato. E l'altra cosa molto importante è distinguere il latte come alimento in toto e prendere le singole elementi del latte. Uno dice la caseina fa male. No, ma il latte non ha la caseina, il latte ha la caseina e ha le altre proteine in sinergia con la caseina. Quindi il latte correttamente consumato fa estremamente bene per il muscolo, per le ossa, per il sistema immunitario, per l'apparato cardiocircolatorio, e quindi è un alimento estremamente importante. Grazie al professor Ivo Bianchi, grazie. Grazie. Chiudiamo qui da Bressanvido insieme ad un altro dei relatori che si sono susseguiti sul palco di questo convegno. Diamo il benvenuto al professor Riccardo Negrini dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza. Allora, in che modo, diciamo, la qualità del latte è legata al benessere animale? Beh, il legame è assolutamente diretto. Animali che stanno bene sono animali che producono prodotti di buona qualità. Un animale che sta bene significa un animale che è in grado di produrre in maniera adeguata secondo le proprie potenzialità, è un animale che non necessita né di farmaci né di interventi di alcun tipo di carattere farmacologico veterinario, pertanto è un animale che è in grado di esprimere al meglio le caratteristiche qualitative del prodotto che lui produce. Io ringrazio il professor Negrini, amici, e qui da Bressanvido è tutto. Adesso ci spostiamo in provincia di Venezia, dove c'è lì per noi Andrea Marcato, che intervisterà il presidente della CIA di Venezia, Paolo Quaggio, sul settore, appunto, il settore primario. Come è andata quest'anno? Grazie.